con il bellissimo mare nel sottofondo, come abbiamo visto, come sfondo, ci troviamo nel comune di Massarosa, più precisamente nella frazione di Corsanico, e quando ovviamente si parla di Corsanico si parla del trofeo Corsanico, giunto alla 34esima edizione. La società ciclistica Corsanico di Doriano Angeli, che vediamo anche nelle immagini lì, ha organizzato già in questo 2024 con un grande risultato e con grande apprezzamento il meeting regionale per giovanissimi a Viareggio. Tra l'altro la mountain bike è fatta nel bellissimo scenario della pineta di Viareggio, quindi possiamo dire che è stata una bellissima manifestazione quella, con chissà un occhio, era stato già detto nelle interviste, mi sa a un 2025 con qualche novità. Intanto qui la presentazione delle squadre: saranno 16 team al via per un totale di 89 atleti che si sfideranno lungo i 154 km, sono 153 km e 900 metri, ma poi ovviamente siamo a 100, se arrotondiamo siamo a 154 km. Un percorso che prevede 4 passaggi da Corsanico, le salite da affrontare saranno quelle del Pitor e poi quelle di Corsanico. Abbiamo visto anche colui che narrerà le gesta dal traguardo, ovvero Nicola Terari, voce storica del trofeo Corsanico, presente anche il presidente del comitato provinciale lucchese Pierluigi Castellani. Come detto, abbiamo raccontato che saranno due, la salita del Pitor e la salita di Corsanico, a fare un po' da spartiacque. Soprattutto sarà la discesa, quella che loro fanno in salita veniva affrontata in discesa alla Firenze Viareggio di 10 giorni fa, mentre qui è la società del vincitore dello scorso anno, ovvero la Tech Team Tecnipes in Emilia Romagna, società possiamo dire del direttore sportivo quasi di casa, perché versigliese Francesco Chicchi. Qui la premiazione da parte di Marco Panconi con il dottor Pietro Bertolaccini, amico del trofeo Corsanico e della società ciclistica Corsanico. Pensate, il 14 agosto ha ricevuto la nomina come direttore della medicina nucleare di Massa Carrara. I due direttori di corsa non abbiamo nominato, saranno quelle di Marco Casini e di Baudone, ovviamente saranno i due, Alessio Baudone, saranno i due direttori di corsa in gara ormai da tanti anni qui al trofeo Corsanico. Hanno preso il via ufficioso, non il via ufficiale, perché ci si fermerà in Pian della Conca al chilometro 0 per il via ufficiale a questa gara. Abbiamo detto presente il vincitore dello scorso anno con il numero 1, Emanuele Anzaloni. Ricordiamo una gara che nel 2019 ha assegnato anche il titolo italiano con Under 23 con la vittoria di Frigo, che poi è passato in una formazione development del World Tour. Siamo davanti praticamente alla farmacia comunale 2, del gruppo Farmas, sponsor di questa manifestazione, pronti per il via, con presente anche il presidente del comitato regionale toscano Saverio Metti, pronti proprio per il via, come detto Pierluigi Castellani, che dà il via insieme anche al c'era presente il presidente del comitato regionale toscano, il sindaco di Massarosa era presente anche lui. Partiti quindi per questi 153 km 900, 150 km, 154 km gli atleti per questa gara storica. Abbiamo detto ormai è diventata una classica da 34 anni che abbiamo detto ha avuto anche l'onore di indicare di dare ovviamente il campionato italiano vinto da Frigo. Prime immagini, qui proprio la macchina del direttore di corsa Marco Casini, ormai storico da diversi anni qui al trofeo Corsanico, e con le immagini siamo al 12° chilometro di gara, inizio salita del Magno con due atleti. Si tratta di Erasem della formazione della CTF, con lui viaggia Simone Carrò della MGKV Scholar for Peace. Questi i due atleti, sulla testa tra l'altro due formazioni, la MGKV sono tutte e due Continental, la formazione della CTF che sicuramente può vantare, tra l'altro CTF che negli ultimi tempi ha ufficializzato il passaggio di diversi atleti il prossimo anno nel World Tour, nella formazione a cui fa, possiamo dire, da bacino, la Bahrain Victorious. Quindi il prossimo anno uno di questi sarà Daniel Scher, che sul territorio lucchese vinse da allievo la Coppa CEI, mentre siamo dietro con il gruppo, dando anche il vantaggio in questo momento, vantaggio di un primo e 20 secondi. Infatti vediamo che il gruppo prende tutta la sede stradale, non
nessuno che sta cercando di forzare l'andatura. Davanti anche le maglie della Zappi, ricordiamo Zappi vincitrice il giorno prima alla Freccia dei Vini con l'inglese George Wood, un progetto che Flavio Zappi ha iniziato e all'inizio non sembrava convincere molti, sorgevano il naso in molti, ma che poi piano piano è cresciuto. Protagonisti a capodarco, ve l'abbiamo raccontato con il quinto e sesto posto di Wood, di Erding e di Wood, e la vittoria alla Freccia dei Vini con l'inglese. E intanto siamo sulla salita siamo in cima al Magno, al 15° chilometro di gara, siamo proprio in cima al Monte Magno, con Erzem che si sta staccando, quindi rimane al comando il solitario Simone Carrò, quindi da solo. C'è ancora tanti chilometri ancora da affrontare, dobbiamo dirlo, quindi Erzem è rimasto staccato, probabilmente il cartello che indica proprio Montemagno per il battistrada, per il corridore della formazione dell'MGK Vis, che tra le sue fila ha il vincitore del Giro del Montalbano, dove è riuscito a trionfare l'inglese Kingston. Siamo dietro, passa ora Erzem, e poi dietro adesso sono le maglie dal gruppo della formazione. Ritardo, ricordiamolo, ritardo di 10 secondi per Erzem, ritardo del gruppo tirato in questo momento dalle maglie della Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, ovvero da Tommaso, dall'atleta di Pontassieve Tommaso Catarzi, che sta facendo l'andatura davanti al gruppo. 2:10 ritardo del gruppo. Andiamo anche con i ringraziamenti della corsa alla Mundial Serie, alla Infix Art, alla Car Toscana, alla Omnis TLC, alla Vianova, alla ACR Climatizzazione, alla Soveco. Intanto siamo con le immagini, vediamo che c'è stato un ricongiungimento al chilometro 26 di gara. C'è stato un ricongiungimento tra Simone Carrò, che probabilmente era vicino, aveva 10 secondi, e ha fatto rientrare Erzem, l'atleta della CTF. Abbiamo detto, abbiamo percorso 26 km di gara, si è riunita la coppia al comando. La cosa che ci fa sorprendere è che sia venuta via una fuga di soli 2 atleti, nessun altro ci abbia provato. Adesso andremo praticamente a salire su Corsanico, intanto per il primo passaggio, e dietro sono le maglie della formazione del vincitore dello scorso anno, ovvero di Emanuele Anzaloni, ed è Tommaso Alunni, l'umbro Tommaso Alunni, che sta facendo l'andatura alla sua ruota. Si tratta del laziale Pietro Sterbini, sono i 2 atleti davanti che stanno facendo l'andatura. Poi in blocco veramente davanti il massese Andrea Sergianpietri, anche lui in terza posizione. Formazione che vuol far bene, corre sulle strade di casa, possiamo dire, Francesco Chicchi, che l'anno scorso qui collezionò una doppietta a Firenze Viareggio con Monaco, e poi Anzaloni vincitore qui del trofeo Corsanico. Risalento, siamo ai 2 km dal passaggio, con Erzem che si è staccato di nuovo quando la strada inizia a salire. Il corridore della CTF ha perso praticamente le ruote di nuovo. Ricordiamo atleta sloveno per Erzem, atleta slovacco, abbiamo detto, della CTF, che il prossimo anno vedrà passaggio di diversi atleti al professionismo, soprattutto nel World Tour. Stiamo seguendo proprio il corridore della CTF, adesso lo lasciamo, andremo sul battistrada, Simone Carrò, che di nuovo è riuscito a staccarlo. Eccolo qui Carrò, da solo al comando. Quando la strada probabilmente inizia a salire, probabilmente sarà difficile per Erzem riuscire a rientrare anche. Altri ringraziamenti alla corsa, alla Romanini Sergio, alla Floricoltura Michelucci, alla Cosmopolitan, alla Bar Giusti, alla VF Cerveni, alla Misericordia di San Michele a Corsanico, all'Auto Italica. Intanto siamo al passaggio con Simone Carrò, sotto la voce, come detto, di Nicola Terali, col sottofondo e il cartello che indica 3 giri alla conclusione. Adesso il percorso, dopo il passaggio da Corsanico e la discesa giù dal pedona, si andrà verso Camaiore, si rifarà di nuovo il Montemagno, poi si andrà verso Massarosa, Pian di Conca, Ponte Sasso, e poi si risalirà il Montemagno, quindi non si risalirà. È passato ora in questo momento il corridore Erzem, che è passato proprio alle sue spalle. Passa ora il gruppo con un ritardo di 1:40 il ritardo del gruppo, con la formazione della
della Technipace schierata interamente davanti. Vogliono la doppietta, chiaro, ci tiene Francesco Chicchi, corre in casa, vuole sicuramente regalare un successo a uno dei suoi ragazzi, dopo la vittoria l'anno scorso di Emanuele Anzaloni che è giunto terzo alla recente Firenze Viareggio dopo una corsa, erano venuti via un drappello di 7-8 corridori sul pedona proprio, e siamo con le immagini di nuovo piombati con il corridore al comando. Siamo con lui, col portacolori della MGK Vis, siamo giunti al 45esimo chilometro di gara, siamo sulla salita del Magna, è rimasto da solo al comando. Era rimasto da solo già prima sul Magno, probabilmente era passato poco Erzem. Sulla salita di Corsanico, lo sloveno della CTF, si era staccato e è arrivato da solo sotto al passaggio, e chiaramente Erzem probabilmente ha perso ancora rispetto al corridore dell'MGK Vis. E dietro vediamo che non c'è più il portacolori della CTF, perché dietro è stato ripreso ed è il gruppo. Sono le maglie della Team Technipace, è sempre l'umbro Tommaso Alunni che sta facendo l'andatura sul gruppo, il corridore della Team Technipace in Emilia Romagna. Guardate, schierati interamente davanti, la formazione di Francesco Chicchi che è davanti. Alunni in prima posizione, poi Sterbini, il laziale in seconda, poi Andrea Sergianpietri Sterbini in terza, secondo è Andrea Sergianpietri, poi Sterbini, tre atleti che sicuramente avranno anche l'incarico di fare la prima parte di gara, poi nel finale si muoveranno gli altri. Ricordiamo una formazione che può vantare diversi punti, dal vincitore Anzaloni dello scorso anno a Niccolò Garibbo, a Andrea Innocenti e a Luca Cavallo. Questi alcuni nomi. Noi intanto andiamo anche sempre con i ringraziamenti per la corsa alla Tenuta Mariani Segreto, al gruppo donatori di sangue Frates di Corsanico, alla Rosi Pietro. Intanto siamo sempre con il battistrada con Carrò, siamo a metà discesa del Pitoro con lui, mentre le immagini di dietro sono le maglie delle Maltinti che hanno un po' soppiantato quelle della MGK della Team Technipace in testa al gruppo. Ritardo per ora del gruppo, 3 minuti, ritardo del gruppo, 3 minuti sul battistrada, gruppo allungato, chiaramente siamo in discesa. Diciamo ringraziamento anche per il circolo di Corsanico, alla delizia artigiana di Simonini Francesco, alla FM, alla B2M. Intanto siamo di nuovo tornati in movimento con il corridore al comando, con Simone Carrò. Siamo al 62esimo chilometro di gara, ormai sono tanti chilometri che si è fatto, più di 50 chilometri di fuga per ora per il corridore dell'MGK Vis, che abbiamo detto, tra le sue fila può vantare il vincitore del Giro di Montalbano, l'atleta inglese Matthew Kingston, ma presente anche l'atleta marchigiano. Buona prestazione per lui in casa, possiamo dire, a Capodarco, Simone Roganti, lo abbiamo visto più volte protagonista. Poi abbiamo detto c'è presente la Zappi con il vincitore della Freccia dei Vini, George Wood, con un Erding che è in condizione. C'è il vincitore della gara di Gambassi Terme, Francesco Parravano. Tra l'altro Parravano esce fuori da un buon momento di forma, oltre a vincere lì è stato protagonista anche alla Firenze Viareggio, dove era nel tentativo, poi è arrivata all'arrivo per la volata finale, quindi vedremo. E siamo dietro con adesso anche la CTF, chiaramente non sono più in fuga, adesso è Lorenzo Mottes che stava facendo l'andatura, poi è stato soppiantato dal pistoiese Andrea Innocenti. Per lui un discorso incredibile, perché lo ricordiamo, tornato alle corse da un po' di tempo, perché lui è stato protagonista, pensate, dopo poco il suo rientro qui era stato subito protagonista, dopo che era rientrato al Tortoli, aveva fatto una grande gara qui, giunto quarto quel giorno, giunse quarto in gara, è tornato dopo alcuni anni in cui difficili per lui, però ci ha fatto veramente tanto piacere. Ricordiamo, vincitore di un Giro della Lunigiana, quello che ha fatto da juniores non c'è bisogno di narrarlo. Adesso si viaggia in doppia fila
fila, quello che sta passando ora a fare l'andatura. Pietro Sterbini si cerca di recuperare sull'atleta al comando. Ricordiamo il gruppo che è a 2 minuti, si viaggia in doppia fila, infatti un minuto è già stato ripreso, anche Lorenzo Maglia a lavorare lì davanti. Chiaramente guardate, le immagini ci fanno capire che il gruppo sta per andare a chiudere, perché siamo al 70° chilometro di gara e il gruppo, siamo sul Magno, sulla salita del Magno, e il gruppo lo vede, ha il contatto visivo, ma infatti vedete che Carro, la sua pedalata non è più tanto sicura. Chiaramente avrà detto ho fatto il massimo e adesso bisognerà un po' rifiatare. Adesso è Bailey Swan che è andato praticamente a surclassare il corridore che era precedentemente al comando. Bailey Swan, il corridore australiano. Pensate, nella formazione di Flavio Zappi ci sono praticamente atleti inglesi, un australiano e un atleta neozelandese, Gallingham, però ora è l'atleta proveniente dalla terra dei canguri, Bailey Swan, che sta cercando di andarsene, e rientra su di lui il corridore Davide Bauce dell'MGKV Scholar for Peace, che sta cercando di rientrare, ed è rientrato, quindi si forma una coppia al comando quando siamo sul Magno, ma dietro il gruppo non lascia assolutamente andare, con le maglie anche della Mastro Marco lì davanti. Mastro Marco, che abbiamo ormai saputo dall'intervista rilasciata anche da Balducci, che il prossimo anno sarà nel mondo degli juniores, torna diciamo un po' ai fasti di un tempo, la formazione di Carlo Franceschi. E intanto con le immagini siamo piombati al 73° chilometro di gara, siamo ormai vicini alla cima del Magno, con un corridore solitario al comando, portacolori della CTF, Professional CTF. Si tratta di Naser Ahmed, atleta che è al comando in questo momento, come possiamo vedere, atleta che indossa la maglia di campione nazionale Bahrain, che possiamo vedere, atleta straniero, una formazione della CTF che è cresciuta negli anni, è riuscita ad andarsene dopo che era stato annullato quindi l'attacco di Bailey e di Bauce. Altri ringraziamenti della corsa per intanto da dietro sta provando a venire via un atleta della formazione della Gragnano, si tratta di Leonardo Galligani, che sta provando ad uscire fuori, atleta pistoiese Galligani, che sta provando ad uscire dal gruppo, sta provando ad uscire, vediamo, a momenti lo dovrebbe vedere, mi sa che ci sarà anche il ricongiungimento. Siamo praticamente in cima, ricordiamo è diretto l'atleta della Gragnano da Alberto Conti, e siamo proprio in cima con proprio lo staff, vediamo che dà rifornimento al corridore pistoiese della Gragnano. A momenti dovrebbe esserci ricongiungimento. Guardate dietro, sono le maglie della Tecnipes di nuovo, con Anzaloni in seconda posizione, davanti il massese Andrea Sergianpietri, che sta facendo il ritmo praticamente dall'inizio della gara, come anche l'anno scorso sta gestendo il team Tecnipes in Emilia Romagna. Dietro il vincitore numero 1 per lui, Emanuele Anzaloni, una stagione difficile per lui per tanti problemi fisici, è tornato. Ci fa piacere sicuramente rivederlo in gruppo, ma rivederlo soprattutto competitivo, come alla Firenze Viareggio. Terzo posto per lui, era rimasto un po' sulle gambe, però comunque era stato reattivo nel tentativo. Intanto con le immagini siamo piombati all'88° chilometro di gara, con un corridore al comando, è sempre Galligani della Gragnano Sporting Club, che è rimasto al comando dopo aver sorpassato il corridore che era in fuga, aveva provato ad uscire in precedenza. Si volta la nostra telecamera a far vedere se il gruppo, sembra che il gruppo voglia lasciare stare. Ringraziamenti anche per la Tomei in grosso dettaglio forniture per parrucchiere e estetiste, alla Farmacie Comunali Farmas, alla Capannina del Pollino Mamma Enza, alla Grara Bonuccelli Andrea, alla Avis, alla Marco Morganti, alla Braccini e Barsi, alla Pardini Parrucchieri, alla Amalfi. Intanto vediamo che la moto che sta seguendo il corridore al comando è quella di Piero Germelli, una delle moto in gara del Radio in Formazioni, sempre con le immagini del corridore diretto da Conti, che è al comando. La formazione della Gragnano Sporting Club dei patron Carlo Palandri, che quindi è uscito praticamente sul Magno. Lo lasciamo un attimino
andare per vedere dietro. Sono 3 atleti che stanno uscendo dal plotone, gruppo chiuso da Naser Ahmed, questo è il terzetto. L'atleta della Maltinti, si tratta dell'atleta del Punta Sieve Tommaso Catarsi. Davanti si tratta del vincitore del Giro di Montalbano, Matthew Kingston. Sono 3 atleti che sono usciti, quindi Ahmed, Catarsi e Kingston, 2 atleti stranieri, quindi l'inglese Kingston, l'atleta del Bahrain invece è Ahmed, e poi l'atleta, 2 atleti italiani. Si va a formare un quartetto quindi con Catarsi, Galligani, Ahmed, Kingston e Catarsi. Questi sono gli atleti che sono sulla testa della corsa. Abbiamo detto percorso 88 km di gara su 154 totali. Adesso si posta subito. La CTF è molto attiva, la CTF in questa prima parte. Una scelta di gara diversa da Technipass, che invece decide di gestire la gara. Se lo può permettere probabilmente anche corridori per poterla gestire, e infatti guardate il trenino della Technipass. Davanti a fare l'andatura è Sterbini, il laziale della Team Technipass, Sterbini, poi l'umbro Alunni, poi dietro c'è Sergian Pietri. Dall'altra parte vediamo la formazione di Davide Balducci con Lorenzo Magli che sta facendo sta cercando di portare avanti il trenino della Mastro Marco. Deve essere, sì, eccolo lì, lo vediamo proprio davanti in prima posizione lui. Un doppio treno, poi arrivano anche gli atleti della Opla comunque subito dietro, diversi treni, però comunque niente da fare. Davanti rimane sempre la formazione di Francesco Checchi, atleta come detto quasi di casa. E siamo sulla salita, l'inizio della salita di Corsanico. Il gruppo ormai li vede, Kingston a fare il ritmo con Catarsi, con Galligani, con Ahmed, ma è dietro. E è il trenino della formazione della Technipass in Emilia Romagna, che prova a cercare di rientrare, che sta facendo rientrare il gruppo, e il gruppo è tornato compatto, possiamo dire, signori, perché guardate, una grande, infatti Catarsi si sposta, allarga nettamente la sua traiettoria per far passare il gruppo. Galligani ripreso, quindi gruppo compatto di nuovo, è ufficiale, mentre si va a Corsanico. Altri ringraziamenti dalla corsa per la Stel Centro Autorizzato, all'Officina Pierucci, al ristorante bar Il Soggiorno, alle imprese edile artigiana da Prata Alessandro, al ristorante Rino, alla barbershop Di Nero. Questi alcuni ringraziamenti dalla corsa, come all'edilizia artigiana Panconi, Autotrasporti Morelli, farmacie comunali Farmas. Questi alcuni ringraziamenti per la corsa, ovviamente grandi ringraziamenti a loro per quello che riescono assolutamente a fare, a dare manforte a questa grande gara. E siamo intanto con le immagini piombati al 91esimo chilometro di gara, con 3 atleti che escono sulla testa della corsa. Portacolori della formazione, allora sicuramente c'è il vincitore dello scorso anno, ovvero Emanuele Anzaloni, lo riconosciamo, eccolo qui. Poi con lui si tratta di William Herding, l'atleta gallese della formazione della Zappi Racing Team, e poi davanti a fare l'andatura si tratta di Andrea Cantoni. Quindi si tratta di 2 italiani, Cantoni e Anzaloni, e William Herding della Zappi. Occhio agli atleti della Zappi che stanno pedalando veramente molto bene. Abbiamo visto a Capodarco, hanno vinto la Freccia dei Vini con George Wood, quindi bisognerà stare molto attenti agli atleti di Flavio Zappi, che con questo progetto che ha anche la squadra Juniores ha un po' fatto vedere. Li vediamo passare anche la nostra telecamera da fermo per a 100 metri dal passaggio, con Herding, il gallese, a fare l'andatura dietro Cantoni, e poi con il numero 1 Emanuele Anzaloni, eccolo qui, il vincitore della scorsa edizione. E dietro è le maglie della CTF che stanno facendo il ritmo. Il CTF che è passato gruppo a 20 secondi, anche Parravano nelle prime posizioni del gruppo. È venuto via un drappello di corridori, chiuso in questo momento da, mi sembra, Cavallo. Se non sbaglio dovrebbe essere Cavallo, ed è proprio Cavallo a chiudere questo drappello davanti. Poi c'è Ulivo, c'è il corridore, si tratta di Borgo, Alessandro, scusate, c'è Borgo, c'è Buti della Futura Team, c'è Innocenti della Team Technipass, sono 3, Garib, Innocenti e Cavallo della Team Technipass. Si tratta di Wood della formazione della Zappi, poi c'è Borgo della CTF, poi vediamo, stanno per rientrare, mi sa, sugli atleti al comando in questo drappello. Infatti si va a formare un drappello folto di 13 unità, quindi erano 10 che stavano, 13 unità, quindi eccoli qui, li vediamo, chiuso da Alessandro
Borgo, primo anno in categoria per lui, sta facendo veramente molto molto bene. Li lasciamo andare e dietro è questo drappello guidato dagli atleti della Pistoiese alle spalle. Vediamo, prova a risale la nostra telecamera, si tratta di Luca Amadio della Pistoiese che sta provando a rientrare. Siamo veramente, con questo drappello siamo a un ritardo di 20 secondi. 20 secondi in ritardo di questo drappello guidato da Amadio, come detto. Davanti si è formato un drappello che adesso lo andiamo anche a elencare. Abbiamo diverse maglie Team Technipace. Anzalone, il vincitore dello scorso anno. Abbiamo Innocenti, abbiamo Cavallo e abbiamo Garibbo. Questo è Francesco Parravano, il vincitore della gara di Gambassi Terme. Poi della formazione della CTF è presente anche Brian Olivo, il vincitore della prima gara della stagione, la Coppa San Geo, ma soprattutto protagonista anche con una bella fuga. Era nella fuga molto corposa a Capodarco, lo abbiamo anche ricordato più volte. Si è formato questo drappello e adesso iniziano un'altra corsa con le maglie della Team Technipace molto attive. 3 maglie Team Technipace, ma il drappello è dietro, non è tanto distante. Luca Cavallo, passato quest'anno alla corte dopo essere stato anni alla Overall, è passato quest'anno alla corte di Francesco Chicchi. Andrea Innocenti, lo abbiamo ricordato, vincitore di un Giro della Lunigiana da Juniores e di tantissime altre corse. Parravano, diverse affermazioni in stagione, l'ultima delle quali abbiamo detto a Gambassi, ma protagonista anche alla Firenze Viareggio. Brian Olivo, vincitore della Coppa San Geo, poi ha avuto un po' di problemi fisici. Emanuele Anzaloni, terzo, è rientrato anche Buti, è rientrato anche Andrea Buti, buono perché esce fuori da un buon momento di forma. Recentemente si è piazzato anche in terza posizione, una gara molto importante. Mentre qui abbiamo dietro Garibbo, abbiamo Borgo, abbiamo Mottes, poi abbiamo Cantoni e con lui dovrebbe esserci Kingston. Questi sono gli atleti, e poi Erding e Wood, gli atleti della formazione della Zappi Racing Team, un inglese e un gallese. Questi sono gli atleti su questo drappello, ma mi sa che fra un po' infatti c'è stato il ricongiungimento. C'è stato di nuovo il ricongiungimento dietro il drappello. Stiamo vedendo il ritardo di questo drappello, 1:15 questo drappello, dove c'è, vediamo Carrò, uno dei primi fuggitivi. Carrò, poi sta passando ora Alessio Ninci, poi Davide Bauce insieme al compagno di squadra. Passa ora della formazione della Opla, si tratta di Christian Piffer. Poi anche presente Lorenzo Slanzi. Questo è un drappello che viaggia, abbiamo detto, a 1:15 dai fuggitivi davanti. Presente anche Simone Roganti della formazione dell'MGK Vis Color for Peace. Questo è il drappello un po' che comprende diverse unità. Ora a fare l'andatura è andato, si è portato in questo momento Gabriel Salomone, mentre con le immagini siamo piombati al 105esimo chilometro di gara con il Pitoro. Siamo al Pitoro con gli uomini al comando. Siamo ormai all'inizio della discesa con Brian Olivo, con Borgo a fare l'andatura davanti, a chiudere i due atleti della Zappi, Wood e Erding. Abbiamo nominato prima i fuggitivi. Mentre qui sta passando il gruppo, ciò che resta del gruppo e ciò che resta della corsa di questo trofeo corsanico, perché stanno passando a 1 minuto questi atleti. Diverse maglie della Opla, come possiamo vedere, anche una maglia della due maglie della Mastro Marco. C'è sempre anche Lorenzo Magli, bravissimo, il velocista della formazione di Balducci. Mentre siamo al 120esimo chilometro di gara con sulla salita di Corsanico, ed è Luca Cavallo che porta l'attacco. Il corridore del Team Technipace si volta, ha staccato William Erding, il gallese rimane da sola al comando. Luca Cavallo, una pedalata buonissima per Cavallo, che sta dando fondo veramente a tutte le sue energie. Ricordiamo che comunque mancano ancora diversi chilometri all'arrivo, perché mancano 33 chilometri alla conclusione di questo trofeo corsanico. Passa ora William Erding, il gallese diretto da Flavio Zappi, che sta cercando di rientrare. È incredibile, perché sarebbe una doppietta importante, Freccia dei Vini e Corsanico per loro. Ringraziamenti alla corsa alla Mundial Serie, alla Infix Art, alla
Car Toscana, alla Omnis TLC, alla Vianova, alla ACR Climatizzazione, alla Soveco, mentre questo è il terzo corridore, si tratta di Alessandro Borgo che sta inseguendo in questo momento, ritardo 18 secondi per lui. Altro ringraziamento alle farmacie comunali Gruppo Farmas, alla Agraria Bonuccelli, Bonuccelli Andrea, alla Avis, ringraziamento anche alla Roen, alla Il Barretto, alla Morriconi Marco, alla MF Carburanti, alla Cantina Enoteca Venturini, mentre stiamo seguendo le gesta di Alessandro Borgo. Siamo dietro con Parravano ed è Francesco Parravano, il vincitore di Gambassi Terme, che si muove in prima persona. E dietro Niccolò Garibbo, l'ex campione toscano Elite l'anno scorso in maglia Gragnano, quest'anno passato alla corte, vincitore del trofeo Matteotti. Garibbo piazzato anche alla Firenze Viareggio, dove ha lavorato per Anzaloni. Adesso lui è in copertura, presente Andrea Butti della formazione della Futura Team, il corridore di Terricciola, che comunque sia ha dimostrato di essere in buona condizione, il corridore diretto da Franco Chioccioli. Diverse maglie, chiaro la Tecnipes a altri atleti, perché c'è Garibbo, c'è Anzaloni e c'è Innocenti che adesso controllano la situazione. Quello che state vedendo in questo momento della MGKVIS, si tratta di Simone Roganti, l'atleta marchigiano, con Cantoni e poi Wood. Parravano cercava un po' di collaborazione, è chiaro che Garibbo non può collaborare, Anzalone uguale, Innocenti uguale, la stessa cosa Wood, quindi tocca al solo, probabilmente Parravano sta cercando collaborazioni negli atleti dell'MGKVIS, anche la CTF non può collaborare, c'è Mottes ma purtroppo davanti a Borgo, quindi può fare poco il corridore della CTF lì davanti. Siamo tornati con le immagini con il corridore al comando, con Luca Cavallo che adesso sta cercando di prendere un gel, di anche sapersi gestire le energie. Stiamo per passare da Corsanico, quindi ci sarà il famoso suono della campana per il corridore della Team Tecnipes in Emilia Romagna, che potrebbe essere il potrebbe festeggiare la doppietta Tecnipes. Passaggio da fermo per il corridore al comando, passaggio quindi per quello che sarà il suono della campana tra il pubblico che applaude il corridore. Suono della campana, è ultimo giro per il trofeo Corsanico, 29 km alla conclusione di questa gara. Passa ora William Herding, sta passando ora davanti alla nostra telecamera fissa. Eccolo che passa a 15 secondi in ritardo, passa ora Anzaloni proprio davanti alla nostra telecamera, ritardo per lui di 25 secondi. E qui è il gruppo tirato da Simone Roganti, il marchigiano, poi Garibbo che sta controllando un po' gli altri. Wood chiude Parravano, che chiaramente ha una condizione, sappiamo sarà stagista col team Coratec, quindi siamo veramente contenti per lui e gli facciamo un grande in bocca al lupo. Sta passando ora un'altra atleta del team Zappi, si tratta di Bailey, e poi dietro sono le maglie della Mastro Marco. Passa ora, guidate da Lorenzo Magli. Rifornimento per gli atleti, sono rimasti in pochi veramente atleti che sono giunti all'arrivo. Eccoli qui, siamo intanto con il 130° chilometro di gara, a termine della discesa, con Cavallo che sta per essere ripreso da Herding. Herding era passato con un distacco minimo, 15 secondi, non era un distacco chissà molto abissale, ma comunque sia era un distacco importante. Cavallo con William Herding, come detto. Quindi si è formata una coppia al comando quando siamo a 23 km alla conclusione di questo trofeo Corsanico, e dietro c'è Emanuele Anzaloni che sta inseguendo. Quindi due uomini al comando, un gallese e un italiano. Adesso sta cercando di mangiare, sta cercando anche di prendere le energie, molto importante. Dietro, eccolo qui che passa, sta passando avanti Emanuele Anzaloni che chiede il ritardo. Ritardo però di Anzaloni di 1 minuto, che chiede anche il vantaggio di lui nei confronti del gruppo. Caro Emanuele, il tuo ritardo è di 1 minuto, se ci potesse sentire lo diremmo chiaramente. Emanuele che sta cercando di inseguire la coppia al comando. Passa, lo lasciamo andare sul passo, se la cava anche molto bene. Era venuto via Francesco Parravano a quanto pare, però è da solo e chiaramente il suo ritardo è di 1,40 per il vincitore di Gambassi. Buona condizione per il corridore della Aran Cucine Veius,
però li aspetta, ha deciso di aspettarli, probabilmente sapeva, ha detto dove vado da solo, no? Ha deciso di aspettare, è stato ripreso Borgo, quindi è stato ripreso Borgo, rientra, si accoda, peccato perché comunque sia viene fuori, e comunque viene fuori da una buona condizione, e qualcuno si è accorto anche di lui perché sarà stagista nel team Coratec. Ora davanti a fare l'andatura il vincitore della prima gara stagionale della Coppa San Geo, ovvero Olivo. Poi a chiudere la Parravano c'è Garibbo, c'è Innocenti, c'è Roganti, c'è Cantoni. Questo è il drappello che viaggia a 1,40 di ritardo. Ringraziamenti ancora alla corsa, alla impresa edile da Prata Alessandro, al ristorante Rino, alla barbershop di Nero, alla RC Garden, alla Tomei, centro estetico La Crisalide, alla Tofficina 313, all'impresa edile Tardelli Andrea, alla Trasporti Morelli, all'edilizia artigiana Panconi, mentre stiamo risalendo con Emanuele Anzaloni. E adesso risaliamo con Cavallo, si è staccato Cavallo, prova l'attacco William Herding, siamo sul Magno, siamo sulla salita del Magno e se ne sta provando a venire via il corridore gallese William Herding. Potrebbe essere una doppietta sabato e domenica con le vittorie della Freccia dei Vini per George Wood. E adesso William Herding, il gallese, che prova l'attacco, prova a venire via il corridore di Flavio Zappi. È venuto via, ha lasciato la compagnia di Luca Cavallo, che abbiamo visto un po' appesantita la sua pedalata, e chissà se aspetterà adesso Anzaloni per provare un inseguimento al corridore d'Oltremanica. Eccolo qui che arriva in cima al Magno il corridore di Flavio Zappi e si butterà giù in discesa, poi rimarrà da fare la salita di Corsanico, 5 km per arrivare verso il traguardo e vedere se riuscirà a trionfare in questo trofeo Corsanico, la gara organizzata dalla società ciclistica Corsanico di Doriano Angeli, con tutto lo staff veramente impegnato e tutti i volontari. Ecco che passa l'ammiraglia di Flavio Zappi, che oltre a dare rifornimento dice anche qualche parola al suo corridore. Praticamente siamo sul Magno, mancano pochissimi chilometri, mancano 17 chilometri alla conclusione di questo trofeo Corsanico, 17 km dalla conclusione. Cavallo si volta, quindi probabilmente all'ammiraglia gli è giunta la notizia che dietro Anzaloni sta inseguendo e ha detto proviamo ad andare in due a cercare di rimontare su di lui, ma il ritardo non è distante. Eccolo, rientra Emanuele Anzaloni, parlano i due compagni di squadra, tira diritto, grande grinta quella del corridore emiliano Emanuele Anzaloni, che è passato, ha detto qualcosa a Cavallo, quasi a dire andiamo, mancano 17 km, abbiamo 18 secondi da chiudere. Non sono tanti 18 secondi, 18 secondi per la coppia del team Tecnipes che vuole provare la grinta di Emanuele Anzaloni con Luca Cavallo. Ci stanno provando gli atleti di Francesco Chicchi a rientrare, e dietro passa questo drappello guidato dalle maglie della CTF ed è Alessandro Borgo che sta facendo l'andatura, il corridore veneto della CTF dietro al compagno di squadra. Si tratta di Mottes, con loro viaggia anche un altro corridore della CTF, ovvero Brian Olivo. Chiaro che gli atleti della CT della team Tecnipes non daranno un cambio, come anche Wood. Adesso è Mottes, è chiaro che loro vorranno provare a puntare sulla velocità di Olivo, essendo un corridore molto veloce. Adesso Mottes a fare la natura con Borgo, poi Innocenti a coprire l'azione dei compagni di squadra, e poi Parravano che in fondo alla discesa ci era sembrato un po' rammaricato perché nessuno lo aveva seguito. È ovvio, ci tiene. C'è anche Buti della futura team in buona condizione, anche il corridore di Terricciola. E poi Garibbo a chiudere questo drappello. Davanti a lui Cantoni e Roganti. Buona condizione anche per Roganti, che ha fatto un buon capodarco, non male, nonostante tutto. Mi sento di dire che Simone Roganti sta entrando un po' in condizione, ha già indossato anche la maglia della nazionale italiana di Marino Amadori, quindi è un po' nel giro della nazionale Simone Roganti. Passa ora, andiamo a cercare di risalire, risaliamo con i due atleti del team Tecnipes, si gira, non so quante energie, la vedo molto appesantita la pedalata di Luca Cavallo, mentre invece un po' più sicura quella di Emanuele Anzaloni. Sta risalendo in questo momento, ritardo che è un po' salito,
ritardo che è salito in questo momento per i due atleti che vediamo inquadrati, il ritardo che è salito su una trentina di secondi per Anzaloni, che culla il sogno di una doppietta e dopo tutte le sfortune che ha avuto magari in questo 2024 vorrebbe il riscatto dopo una buona Firenze-Viareggio che lo aveva visto essere il capitano designato della Team Technipes. Si risale adesso sulla salita per Corsanico con il corridore al comando, William Herding, il gallese, che corridore d'oltremanica, incitato dal suo direttore sportivo Flavio Zappi, che 24 ore prima George Wood ha trionfato alla Freccia dei Vini. Siamo dietro con Cavallo che adesso si mette sulle spalle il lavoro, è chiaro in salita, è lui il corridore che va più forte rispetto agli altri, rispetto a Anzaloni, si incarica lui di fare ritmo, anche perché se rientrano davanti magari, ma è difficile. Ritardo che sale a 45 secondi, sta andando veramente molto forte il gallese, prova a dare fondo a tutte le sue forze, lo vedete, anche i denti stretti per la smorfia dei due corridori del Team Technipes che stanno dando fondo a tutte le loro forze per cercare di rientrare sul gallese William Herding, ma possiamo dire che sarà un'impresa molto difficile perché continua a guadagnare il corridore della Zappi Racing Team, ancora con i due uomini diretti da Francesco Chicchi. Durante la corsa abbiamo ringraziato 2 chilometri intanto alla conclusione per il battistrada, abbiamo ricordato durante la corsa tutti i ringraziamenti anche al comune ovviamente di Massarosa, alla provincia di Lucca, ovviamente a tutti quelli che sono stati vari addetti ai lavori, tutti i volontari, alla società civilistica Corsanica, a tutti gli sponsor che li abbiamo nominato durante la gara, mentre William Herding primo piano per il corridore gallese, grande condizione per lui, si sale sempre di più, si va ad incontrare quello che sarà l'ultimo chilometro, il triangolo rosso che indicherà che mancano 1000 metri a questo trofeo corsanico. Il pubblico che è a bordo strada non manca di incitare questo corridore venuto d'oltremanica dal Galles. Pensate, ancora cambia rapporto adesso William Herding, ha fatto una salita molto regolare, ultimi 1000 metri per il gallese, ultimi 1000 metri per William Herding che adesso culla il sogno di arrivare a braccia alzate sul traguardo di Corsanico. Ricordiamo, potrebbe essere il primo corridore d'oltremanica a trionfare qui al trofeo Corsanico, che potrebbe anche essere, vorrebbe dire anche entrare in una bellissima cosa. Siamo al cartello indicativo Corsanico perché ricordiamo, quando vince un atleta straniero è chiaro che dimostra di quello che è l'importanza della gara, di quanto è cresciuta la gara, chiaramente, di quanto viene, perché questo è un ordine d'arrivo che è veramente importante. Ci sono stati ordini d'arrivo veramente importanti qui a Corsanico negli anni. Abbiamo detto della vittoria di Frigo del campionato italiano, abbiamo ricordato la vittoria di Anzaloni l'anno scorso, mentre adesso qui si può fare ritmo perché la strada non è proprio in salita piena, tende a salire ma con con un po' più di leggerezza. Siamo nel finale, gli applausi tutti per William Herding, è lui, guardate i compagni di squadra, entrano quasi in strada per incitarlo. 100 metri finali lo andiamo a prendere con la telecamera fissa ed è dal Galles che arriva William Herding, dal Galles è il vincitore del 34esimo trofeo Corsanico. Arrivano ora Cavallo e Anzaloni insieme, i due portacolori ci hanno provato, grinta e cuore per i due uomini diretti da Francesco Chicchi, gli applausi sono anche per loro. Secondo Emanuele Anzaloni, vincitore del 2023, terzo Luca Cavallo, è doppietta sul podio. Andiamo per la volata con Garibbo, Parravano e Olivo, ed è Garibbo davanti a Parravano, Olivo, Wood, Buti, Roganti e Cantoni. Questi sono i primi 10, arriva ora anche Mottes, altro atleta della CTF che ha dato fondo, o forse Borgo, mi sa che si tratta di Borgo, è Borgo, l'atleta veneto. Arriva ora Mottes invece, eccolo qui, il corridore che dicevamo, eccolo qui Lorenzo Mottes, il corridore friulano della CTF. Arriva ora Belin della formazione Zappi, che chiaramente è
sarà contento per la vittoria del proprio compagno di squadra. Arrivano piano piano altri atleti, arriva ora il drappello comprendente anche Lorenzo Magli. Eccolo qui Magli, il corridore che sicuramente è cresciuto molto. Stiamo vedendo i vari arrivi, è stata un'edizione incredibile, una vittoria bellissima per William Herding dal Galles, doppietta Freccia dei Vini con George Wood e trofeo Corsanico per William Herding, contentezza di Flavio Zappi. Questi sono gli altri arrivi che stanno giungendo qui sul traguardo di Corsanico. William Herding dal Galles, da Oltremanica, il vincitore del 34esimo trofeo Corsanico davanti a Anzaloni e a Luca Cavallo. Noi vi lasciamo alle interviste di Rito. William Herding, victory for Corsanico. William Herding, vincitore della gara qui a Corsanico. È un weekend perfetto per te e per il tuo team. Ieri il tuo compagno Wood ha vinto un'altra gara, te invece hai vinto questa bellissima gara. This beautiful race. Yeah, I definitely had the pressure on me today after George won yesterday. Sì, ieri è stata una giornata per George, oggi è toccata a me, oggi abbiamo fatto una gara buona. Ho attaccato sull'ultima salita e sono rimasto in solitaria, bene così. Who dedicate for this A chi si victory? dedica questa vittoria? Oh, la vittoria è veramente per tutti, per i miei compagni, per tutto il team, per mia mamma, per mio papà, per i miei fratelli. Ti vediamo felice per questa vittoria? Sì, veramente felice sono. Emanuele Anzaloni, seconda posizione per te quest'oggi, hai dato veramente fondo tutto, ti vediamo anche provato perché veramente ci tenevi a questa doppietta, però possiamo dire ci hai messo tutto il cuore che potevi insieme alla tua squadra. Ci tenevo sì, è a casa del mio direttore sportivo, l'anno scorso mi ha dato tanto, e vengo da 2 mesi difficili, ho perso giugno tra l'ospedale e star fermo e pensavo di non tornare neanche più in bici, e mi sono dato da fare, ho lavorato duro, ho fatto terzo Viareggio, oggi ci tenevo a vincere, è sempre un secondo posto, non bisogna mai essere tristi, però oggi non mi volevo accontentare, volevo di più, ho fatto il massimo, ha vinto il più forte, non c'è stato niente da fare e niente, oggi è così, e la stagione manca ancora un po', proverò a fare il massimo e raccogliere questa vittoria che per me è molto fondamentale e poi vediamo quello che salta fuori. Luca Cavallo del team Tecnipace in Emilia Romagna. Una strategia di gara che ti ha visto all'attacco nel finale, poi sei stato ripreso da Herding, poi hai aspettato intenzionalmente, ti chiedo subito questo Emanuele, per il finale? No, sinceramente non dovevo più collaborare col ragazzo della Zappi perché mi hanno detto che c'era appunto il mio compagno a 30 secondi. Ero già un po' al limite, non gli ho dato più qualche cambio e si è un po', diciamo, un po' arrabbiato giustamente e è scattato e mi ha lasciato lì, anche perché ero al limite di crampi e non ne avevo più. Quindi appena mi sono staccato ho cercato di recuperare un attimo e aspettare il mio compagno, pensando che in 2 magari potessimo riuscire a rientrare, ma ha vinto il più forte oggi, anche perché ha continuato a guadagnare anche nel finale. Noi abbiamo provato a inseguirlo ma non c'è stato niente da fare. Siamo con Stefano Natali, assessore del comune di Massarosa. Corsanico è una gara storica, veramente. Oggi forse è entrata un po' più di diritto con la vittoria di un gallese, però voi vi abbiamo sempre visto qui vicini alla società di Doriano Angeli. Certo, siamo arrivati alla 34esima edizione e veramente un ringraziamento agli amici dell'SC Corsanico perché con grande impegno di edizione, con grande amore e con grandissima professionalità tutti gli anni ci regalano questa cosa stupenda, insomma, che è una festa dello sport, una festa del ciclismo, è diciamo, un evento che aiuta anche il territorio a farsi conoscere e a essere conosciuto. Insomma. Ecco, da qui dietro al palco, tra l'altro sempre detto, una vista bellissima perché si vede addirittura il mare, come se fosse una terrazza qui a Corsanico. Corsanico, come tutte le nostre colline, sono una terrazza sulla Versilia, ma non solo, perché insomma, se si allunga un po' lo sguardo si vede dal Golfo di Genova nei momenti più belli fino a Livorno, quindi è un territorio meraviglioso che invito tutti a visitare, a
a venire a conoscere, perché è veramente un territorio meraviglioso il nostro. Siamo con Elisa Montemagni, deputata della Lega. Qui a Corsanico possiamo dire una corsa che dà molto di più, ovviamente, oltre che all'impegno dei vari addetti ai lavori, perché prima parlavamo del fatto che è un bellissimo posto dove si può vedere addirittura il mare. Una cartolina che, visto che ha vinto anche un gallese, può servire come turismo. Beh sì, intanto per me viene naturale dirlo, visto che io qui sono nata, risiedo proprio nella frazione di Corsanico, e quindi dopo 34 anni che si celebra questa manifestazione è la dimostrazione, credo, che l'importanza di questa gara è sentita non solo dai cittadini ma anche da chi partecipa, per cui ci teniamo molto a questa manifestazione. Corre ovviamente l'obbligo di ringraziare l'SC Corsanico, ma proprio tutti i cittadini che da sempre si adoperano per portare il ciclismo sulle nostre strade, strade che ti regalano anche panorami bellissimi, che regalano non solo questo ma anche tanta voglia di sport, e pensiamo che il coinvolgimento delle associazioni del territorio possa portare anche proprio allo sviluppo di tanti ragazzi, di tanti giovani che hanno delle potenzialità e che, grazie a chi si impegna tutto l'anno per cercare di valorizzarli, possano arrivare anche a grandi obiettivi, raggiungere grandi traguardi. Quindi grazie ancora a tutta Corsanico, anche quest'anno è stata una bellissima edizione, una bellissima manifestazione. Siamo con la consigliera regionale Valentina Mercanti. Non manca mai di solito qui a Corsanico, anche quest'anno ha accettato l'invito del presidente e delle varie addette ai lavori della Corsanico. No, non mancano mai, è un appuntamento a cui tengo, sono molto legata al Corsanico perché è un paese che veramente mette tutto l'impegno che può e il cuore in quello che organizza. Anche oggi è venuta fuori una bella giornata di sport, molto partecipata, gli atleti sono stati veramente fantastici nonostante il caldo e tutte le difficoltà di questo periodo, però ecco, il clima che si respira è un clima molto positivo e quindi non poteva non esserci. Doriano Angeli, presidente della società ciclistica Corsanico. Questo 2024 vi ha visto protagonisti già con i giovanissimi, perché ovviamente è una gara a cui avete tenuto molto, una manifestazione a cui avete tenuto molto, però quest'oggi è stato, diciamo, il clou, no? Veramente la gara qui proprio nel cuore pulsante di Corsanico, con una vista bellissima, e possiamo dire per la prima volta ha vinto anche un atleta straniero. È riuscito tutto? È riuscito tutto. Sì, abbiamo fatto un bel lavoro a Viareggio, almeno penso che si sia fatto un bel lavoro, e questa però è la nostra corsa di casa, quindi noi siamo molto contenti di come è andata. Devo fare dei ringraziamenti particolari, uno al comune di Massarosa, uno al comune di Camaiore, che ha fatto un lavoro eccezionale sulle strade, quindi, e poi ringrazio tutti i collaboratori perché veramente è venuto tutto bene per il momento. Possiamo dire appuntamento quindi al 2025? Penso proprio di sì, se ci si fa ce la facciamo, perché è sempre più difficile, però va bene così.